Chiederemo all'Europa il riconoscimento della condizione di insularità, così come previsto dall'articolo 174 del Trattato sul suo funzionamento, e ai rispettivi governi di sostenere le nostre istanze presso le istituzioni dell'Unione Europea. Questa è la linea che la Consulta Sardo-Corsa, l'organo collegiale composto dai presidenti dei gruppi consigliari delle assemblee di Corsica e Sardegna, convocata a Santa Teresa martedì 4 luglio, intende tenere. Ad anticipare i contenuti il Presidente del Consiglio regionale Gianfranco Ganau. In questi mesi, insieme al Presidente Talamoni, sottolinea Ganau, abbiamo lavorato per dare massima operatività alla consulta, concentrandoci in primo luogo sulla predisposizione di una delibera specifica sull'insularità che richiama non solo l'articolo del Trattato dell'Unione Europea, ma anche altri strumenti normativi come il Trattato di Amsterdam o gli accordi di collaborazione tra Corsica e Sardegna. A questa va aggiunta la dichiarazione congiunta sulla mobilità sottoscritta dai presidenti di Sardegna, Corsica e Baleari in occasione del G7 tenuto a Cagliari. Spetterà ora ai rispettivi presidenti dei gruppi consigliari, chiarisce Ganau, approvare la delibera e dare forza e gambe al nostro lavoro. Altro punto all'ordine del giorno della consulta, la proposta di richiesta congiunta da rivolgere a Italia e Francia per la messa in rete dei mezzi aerei per la lotta antincendi. Su questo punto, conclude Ganau, abbiamo lavorato in sinergia per avanzare una richiesta specifica ai rispettivi governi, utile a contrastare una delle principali emergenze sociali ed ambientali che coinvolgono purtroppo le nostre isole.